e alla nostra gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva e buon lavoro amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1037 di oggi, lunedì 21 luglio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Ma adesso vi ricordo anche 02 9294 7222 quando lo dirò io per il telefono, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Se siamo pronti però, cara Sveva, io direi che possiamo mandare il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Sullo scandalo edilizio che la Procura di Milano sta accertando su ben 70 persone, si sono risvegliati subito i paleolitici della conservazione a tutti i costi, che si sono scatenati non contro i reati in corso di accertamento, ma sulla realizzazione dei grattacieli a Milano, adducendo argomenti che non stanno in piedi, come quello della consumazione del suolo. Infatti è del tutto evidente che a parità di persone o di attività economiche ospitate, i grattacieli siano le strutture edilizie che di suolo ne consumano meno. Sviluppandosi in altezza, infatti, essi consumano molto meno suolo di quanto non ne divorino le abitazioni a 3 piani che non a caso hanno spinto in pratica la periferia di Milano fin quasi alla Svizzera. Una cosa a questo proposito è certa: non esiste al mondo una grande città che sia priva di grattacieli, anche se essa si trova in paesi poveri e sottosviluppati.
La crescita in verticale delle grandi città infatti è una necessità, non uno sfizio. Parole sante, il sempre implacabile Pierluigi Magnaschi col suo diritto al rovescio. Antonino Danna al microfono con voi alle 18, 19 minuti e 40 secondi di questo lunedì 21 luglio, mentre il sindaco Sala interviene nell'aula consiliare, dice, riferisce l'ADN Cronos, le mie mani sono pulite, vado avanti. Nel frattempo l'assessore all'urbanistica Tancredi si è dimesso e ha lasciato quindi il suo posto. E allora, nel frattempo però, noi andiamo con il Qui Parlamento, perché l'ospite di questa sera è il senatore Gianluca Cantalamessa e il tema di questa sera sono le piccole e medie imprese. Sveva, quando sei pronta, vai pure. Qui Parlamento. E allora il gradito ospite di questa sera è il senatore Gianluca Cantalamessa, che io ringrazio ancora una volta per il tempo e per la disponibilità. Senatore, allora, piccole e medie imprese, quali sono le novità all'orizzonte? Grazie a lei innanzitutto, un saluto a chi ci segue da casa, ma innanzitutto per volontà della Lega e di tutto il governo di centrodestra abbiamo rifatto una legge sulle piccole e medie imprese che mancava da 14 anni, cioè il motore dell'Italia, le persone che la mattina aprono la saracinesca e producono e sono le piccole e le medie aziende, mancava una legge nel comparto da 14 anni e l'abbiamo trasformato in una legge annuale, quindi abbiamo ripreso dei capisaldi, ma abbiamo intenzione di farla un po' come si fa con la concorrenza di anno in anno per cercare di essere più vicini ai piccoli e medi imprenditori. È una legge importante perché è una legge che consta di 19 articoli e quindi spazia in un mare di settori, proprio partendo da quelle che sono le criticità che hanno affrontato gli imprenditori non solo durante il Covid, ma anche prima e dopo per colpa della concorrenza straniera, della concorrenza sleale. E si va sui temi più disparati, volendo fare diciamo una breve carrellata, potremmo dire che innanzitutto si vanno ad incentivare i contratti di rete, perché spesso la grande qualità prodotta dai piccoli e medi imprenditori incontra un limite nelle dimensioni piccolissime o micro degli stessi imprenditori e quindi agevolare il contratto di rete perché piccoli imprenditori che fanno lo stesso prodotto possano creare una rete di cui contratto di rete per poter competere con i mercati globali, internazionali, è già una prima attività. Un altro focus viene acceso sulla riconversione, viene fatto sulla riconversione delle attività in crisi. Si parlerà poi, stiamo parlando della difficoltà che tante piccole imprese hanno nell'accesso al credito, quindi andiamo a regolare i confidi, che è un sistema per il quale le piccole imprese possono finanziarsi. Sì. Si parlerà di sicurezza sul lavoro, quindi tanti gli aspetti con l'obiettivo di essere vicini ai piccoli e medi imprenditori. C'è un capitolo molto importante che andiamo a definire, quelli che sono i limiti dell'Oreca. Per chi ci segue da casa, l'Oreca è tutto quel comparto che è hotellerie, restaurant e catering. Sì. Quindi Oreca è l'acronimo di hotel, ristoranti e catering, e non si sa bene quali sono i contorni. E poi c'è un signor tema che questo interesserà molto a chi ci segue da casa, al cittadino come persona che fruisce di alcuni servizi, il tema delle recensioni online. Pensiamo alle piattaforme che vendono viaggi, pensiamo alle piattaforme che propongono ristoranti. Le recensioni spesso dicono alcuni sondaggi che nel 65% sono falsate. E quindi se io sono con mia moglie, se io sono con un amico, puoi andare a mangiare una pizza piuttosto che puoi andare a dormire in un albergo. Oggi le recensioni sono, come posso dire, sono sciolte, non ci sono alcuni limiti, non sono ben regolamentate e interveniamo con ben 5 articoli di questa legge su come palettare le recensioni per permettere all'utente finale di capire
qual è un prodotto di qualità e quale non è un prodotto di qualità, sia che si parli di alberghi, di ristoranti e di altre cose. Veramente, diciamo, è un discorso fatto a 360 gradi, c'è tutto un capitolo sulle start-up, quindi è la panacea di tutti i mali? No, però questo, come tanti provvedimenti di questo governo, stanno a indicare che finalmente abbiamo preso una rotta. Cioè, noi vogliamo tornare a parlare di politica industriale, vogliamo pensare all'Italia del 2080 e del 2090, e sulla scorta di questo, così come per quel che riguarda il rischio idrogeologico, per quel che riguarda l'energia, stiamo parlando di nucleare, cioè pensiamo, smettiamola di pensare a ieri, oggi e domani e pensiamo all'Italia del 2080 e 2090 e probabilmente faremo tornare la voglia anche agli italiani di fare figli, che sono una cosa che purtroppo mancano sempre di più. Infatti. Però se parliamo di piccole e medie imprese, parliamo anche di fisco, di rottamazione quinquies, parliamo di ulteriori incentivi. Assolutissimamente sì. Ecco, si farà o no ben questa sa, quinquies? la Lega è senza se e senza ma per la rottamazione quinquies, perché una cosa è chi evade perché non dichiara quello che ha guadagnato, e quello è un evasore che va punito. Altra cosa, il piccolo imprenditore, il commerciante, l'artigiano che l'anno prima dichiara quello che ha guadagnato e l'anno dopo non ha soldi per pagare per il Covid, per la guerra, perché è andato in crisi un comparto, per le politiche folli dell'Europa sul Green Deal e sulle auto che stanno causando tante crisi per tante aziende. Allora, nei confronti di chi ha dimostrato che voleva pagare, ma poi al momento non aveva i soldi, noi riteniamo che noi come Lega riteniamo che lo Stato debba essere vicino a questi imprenditori per bene, a questi artigiani per bene che sono andati in difficoltà. La rottamazione quinquies ha un costo di circa 5 miliardi, ma noi riteniamo che sia meglio avere un costo di 5 miliardi potendo incassare molto di più, piuttosto che avere dei crediti in magazzino e considerarli di fatto inesigibili, perché è chiaro che è inutile avere dei crediti inesigibili in bilancio, perché sappiamo tutti che potrebbe anche essere, se un'azienda privata avesse dei crediti che già sa di non poter incassare in un bilancio, sarebbe addirittura paventabile un'ipotesi di reato. Lo Stato italiano aveva nel 2018 800 miliardi di crediti nei confronti degli italiani. 800 miliardi significa che era la somma di tutte le cartelle di Equitalia sulle scrivanie di tutti gli italiani. Nel 2023 da 800 miliardi è diventato 1250 miliardi, è aumentato del 50%. Quindi che senso ha mettere interessi, sanzioni ad un popolo che già non riesce a pagare? Certo. Su questo poco alla volta si iniziano a avvicinare gli amici di Fratelli d'Italia, e perché loro erano più per una riduzione dell'aliquota da 35 a 33, ma noi riteniamo che per far ripartire il paese va liberato da tutta questa serie di lacciuoli che stanno veramente bloccando tante imprese che non vedono l'ora di ripartire. Senatore, adesso siamo a 1000 giorni di governo Meloni. Diciamo che è già un record di suo, però la Meloni dice la stabilità è quello che garantisce investimenti, che garantisce la possibilità di essere un paese credibile. Questo come si riverbera sulle piccole e medie imprese? Si riverbera per esempio sul fatto che lo spread scende moltissimo, grazie anche al ministro Giorgetti, che mi piace ricordare è stato nominato il miglior ministro dell'economia del mondo nell'anno scorso, e credo che non accadeva all'Italia un risultato del genere da tanti anni. Il fatto che tutti gli outlook delle varie società di rating, penso a Standard & Poor's, a Moody's, danno l'Italia un paese più stabile, significa che il costo del denaro in Italia costa meno, significa che vengono imprenditori stranieri a produrre e a comprare in Italia, e questo si traduce in automatico per forza in un aumento del costo, un aumento delle richieste della domanda da parte dei clienti nei confronti delle piccole e medie imprese. È chiaro che noi stiamo facendo tutto quello che possiamo e vogliamo fare ancora tanto altro, ma fino a quando c'è un'Unione Europea che si inventa la qualunque per andare contro le imprese italiane e europee, diventa tutto molto più complicato. Ricordo prima di tutto a me stesso che fino a qualche anno fa dicevano di no l'Unione Europea per creare nuovi ospedali, per assumere nuovi medici negli ospedali, e poi fortunatamente sembra che abbiano cambiato idea
volevano farci indebitare per 800 miliardi di euro per far produrre le bombe a manica armate in Germania, per far riconvertire le aziende che oggi sono in crisi, sempre per colpa dell'Unione Europea, perché non voleva più che si producesse il motore a scoppio. Quindi veramente abbiamo nell'Unione Europea non un amico, abbiamo un ostacolo allo sviluppo delle piccole e medie imprese, per cui il lavoro che sta facendo questo governo ed arriva ai cittadini, che ci stiamo impegnando al massimo, è comunque, posso dire, limitato da questa Unione Europea. Spiace che abbiamo presentato una mozione contro Ursula von der Leyen la settimana scorsa e non tutti i partiti l'hanno votata, ahimè, anche i partiti di centrodestra non l'hanno voluta votare, e questo penso che sia una cosa che gli amici dovrebbero ricordare. Senta, per finire, ringraziandola del suo tempo, adesso ovviamente ci sarà la pausa estiva, ma a settembre quale sarà la cosa più urgente di cui occuparsi in tema di piccole e medie imprese? Ma quello che diceva lei, sicuramente il tema della rottamazione. Grazie alla Lega abbiamo riaperto la Quater, ci auguriamo e siamo convinti che si possa fare la Quinques, anche il ministro Giorgetti si è dimostrato più che possibilista, e poi dare degli strumenti, ripeto, la possibilità di, per esempio, di lavorare sul discorso del creare delle regole poche, chiare e precise. Una piccola azienda che vuole partire ha bisogno in media in Italia in questo momento tra le 22 e le 24 autorizzazioni, negli Stati Uniti una. In alcuni paesi sempre occidentali tu parti senza neanche chiedere l'autorizzazione, poi se arriva il controllo e non hai, come dire, tutto quello che ti prevede la legge, paghi. Bisogna tornare a una presunzione di innocenza, perché in questo paese, per chi ha fatto impresa per tanti anni, si è parlato di una presunzione di colpevolezza, perché c'era al governo chi riteneva che l'economia la dovesse produrre lo Stato e che l'impresa fosse un male. Noi riteniamo che l'economia e la ricchezza la debba produrre l'impresa e lo Stato debba essere semplicemente di supporto all'impresa. E poco alla volta sta arrivando e ci riusciremo. Molto bene, la ringrazio molto, senatore. Grazie a lei, grazie, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male.
Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spallo manchi, riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Sveva, alle 18:35 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, perché abbiamo ascoltato Lucio Dalla con Milano del 1978, invece il disco con cui abbiamo aperto la nostra puntata erano i KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It del 1975, ma perché Milano, appunto? Perché il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato, ha presentato la sua posizione e la sua visione dei fatti e naturalmente questo è oggetto adesso di dibattito. Vi riassumo in breve quello che lui ha detto in Consiglio Comunale. Tutto ciò che ho fatto, scrive l'ADN Cronos, nell'arco delle 2 sindacature in cui mi è stato dato l'onere e l'onore di essere sindaco di Milano, si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere l'interesse dei cittadini e delle cittadine. E ancora, il sindaco ha detto pure: in tutto ciò che ho fatto nel mio mestiere di sindaco non esiste una singola azione che possa essere attribuita al mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite. Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, in cui le certezze sembrano vacillare e spesso pare che anche le fisionomie più note sembrino confondersi, ha spiegato Sala aprendo il suo discorso. Sono qui doverosamente con voi in un momento delicato per molti motivi che hanno a che vedere con la mia persona, con i destini di tante persone che hanno creduto in questa avventura politica, con tutto ciò che abbiamo condiviso o meno in quest'Aula. Oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo col vostro aiuto, a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato, le parole di Sala tra gli applausi. Ho pensato seriamente, ne ho parlato tanto in famiglia, alla possibilità di non andare avanti, ha confessato il primo cittadino ai consiglieri. È dal gennaio 2009, da 16 anni, che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho a Milano. E se trovo ancora la motivazione e le energie per proseguire in questo mio incarico, non è per soddisfazione personale o ambizione, ma per un motivo molto più semplice. È il vero insegnamento che ho ricevuto da mio padre, il quale mi disse: fai quello che vuoi nella vita, ma ricordati che ti guarderò e vorrò essere certo che stai facendo il tuo dovere fino in fondo. Oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo, ha assicurato il sindaco. Su queste basi la maggioranza che mi sostiene c'è coraggiosamente, con responsabilità e cuore. In antitesi a credere, obbedire e combattere, come affermava Antonio Greppi, io ci sono, ha continuato Sala, citando il predecessore che guidò il comune nel secondo dopoguerra. Si è dimesso l'assessore all'urbanistica Tancredi, sapete che c'è questa inchiesta della magistratura milanese su questo presunto giro di favori per mettere le mani sulla città e ricoprirla di cemento. Io ne ho parlato con uno che conosce bene la città, la racconta anche nella sua newsletter frontale, la trovate su substack.com, e Fabio Massa. Fabio Massa è un collega, è un editore, è il presidente della Fondazione delle Stelline, è persona che quindi conosce bene il respiro, le ubbie, i tic, le intenzioni, l'animo di questa capitale morale del paese. State a sentire che cosa ci siamo detti nel faccia a faccia che Sveva sta per mandare in onda. Vai pure.
E allora l'ospite di questa sera è un gradito ritorno, è l'amico e collega Fabio Massa, che è anche, come sapete, editore, nonché presidente della Fondazione delle Stelline, e in particolare Fabio ha accumulato nella sua carriera una acuta conoscenza della città di Milano. Io intanto lo ringrazio del suo tempo. Fabio, che cosa sta succedendo a Milano? I giudici sembrano aver scoperto praticamente una sorta di Mani Pulite bis. Cosa accade? Ben trovato. Ciao, buonasera a tutti e grazie. Allora, piano con le parole, Mani Pulite bis, non per citare, diciamo così, persone di cui ho una stima relativa, ma oggi Di Pietro fa un'intervista al Foglio nella quale dice che a differenza delle Mani Pulite, dove c'erano le mazzette lì c'erano, Mario Chiesa che butta i soldi nel water, qua non c'è, in questo caso non è così. Cosa succede a Milano? Riassumiamo la cosa proprio in maniera ultra stringente e ovviamente diciamo così anche un po' superficiale, ma per far capire cosa succede. Succede che ci sono degli architetti che fanno parte di un organo consultivo, vuol dire che non decide da solo il suo parere, ma non è vincolante, che si chiama Commissione Paesaggio, e quindi è quella commissione che dice se un palazzo si integra bene con quelli circostanti oppure no. Ecco, questi architetti sono architetti, lavorano a Milano, sono di Milano, anche perché sarebbe difficile fare, diciamo così, una valutazione non conoscendo la città. Ecco, questi architetti hanno consulenze in un mondo che è anche abbastanza ristretto, quello delle costruzioni. Secondo la Procura, queste consulenze sono state date non per lavori che effettivamente questi architetti facevano per questo o quella società, ma sono state date queste consulenze perché dalla Commissione Paesaggio i progetti di questi sviluppatori passassero senza problemi. Il problema è che poi i problemi ci sono sempre quando ci sono progetti molto grossi, e quindi quando ci sono progetti molto grossi c'erano queste chat in cui architetti molto famosi, assessore, sindaco, eccetera, parlavano di questi progetti. Ora, se ci sia un profilo di reato oppure no, non lo decido io, non lo decidi tu Antonino, certo. Non lo decidono i nostri ascoltatori, ma neanche la Procura di Milano, perché la Procura di Milano non ha chiuso le indagini, non ha chiesto il rinvio a giudizio, non ha avuto un rinvio a giudizio da parte del giudice, e soprattutto non c'è stato un pronunciamento neanche di primo grado. Cioè siamo agli albori. È come dire che io ho appena tirato fuori dal frigo le uova e dire che ho già fatto la torta. Calma, dalle uova alla torta c'è un sacco di roba che deve esserci. Questo è un po' lo stato dell'arte a Milano. Ovviamente però questa cosa è la parte giudiziaria. Sulla parte politica si innesta tutto il resto. Si innesta tutto perché questi sono gli ultimi anni del mandato Sala, che sarà la fine di un'era durata 15 anni da Pisapia a oggi, perché oggettivamente Milano è molto cresciuta ma adesso inizia a declinare. Io nel 2021, umilmente, quindi già parlando comunque prima di questo ultimo mandato, ho scritto un libro chiamato Fuga dalla città, nel senso che vedevo iniziare a declinare quello che era un modello precedentemente. Insomma, quello che voglio dire è questa crisi politica usa, e qua sbaglia, la magistratura per, diciamo così, rinfocolare. C'è l'opposizione che giustamente vorrebbe far cadere la città prima per poter andare al voto e magari prenderla, c'è la maggioranza che è divisa tra difendere Sala perché è il suo sindaco, ma anche perché tutto questo attacco sull'urbanistica non arriva da destra, non è la Lega o Fratelli d'Italia che attacca sull'urbanistica, è la sinistra, quella che sta più a sinistra ancora del PD che attacca su questa cosa. Ovviamente la sinistra, in vista anche delle prossime elezioni, non sa se litigare con la sinistra radicale oppure no, e si è creato l'impasto di oggi. Semplice. Aia. E allora, messe così le cose, prima di tutto, Sala fa bene a dimettersi o resta al suo posto? La seconda cosa, che senso ha tutto questo? Scusami? La seconda cosa è che senso ha tutto questo? Allora, che Sala si dimetta, tra l'altro il momento in cui noi stiamo parlando è prima del discorso di stasera, quindi io ancora non lo so. Leggendo i giornali tutto mi sembra difficile che lo
faccia, se dimetterà l'assessore Tancredi, che va bene, ma mi sembra difficile che lo faccia. Per quanto riguarda il senso di tutto questo, ecco, ci sono due modi in cui si può interpretare tutto questo, stante il fatto che la parte giudiziaria non è di nostra competenza. Io l'ho scritto, l'ho detto varie volte, tu puoi chiedere le dimissioni del sindaco tutti i giorni dell'anno, tutti, tranne il giorno in cui parlano i magistrati. Perché? Perché proprio non devi usare quella cosa, è l'unica cosa che non ho utilizzata, se no la prossima volta la utilizzeranno contro di te. Ma questa è la parte giudiziaria. Dal punto di vista politico la puoi interpretare in due maniere. O usi questa cosa per operare una sostituzione 1-1 sull'urbanistica, quindi cambi solo quel pezzettino e di fatto risolvi una crisi, oppure decidi di fare un rimpasto largo che cambia davvero tutto, che dà una nuova linfa, nuove persone, nuove cose, molte robe diverse, è una piccola rivoluzione interna, e per la sinistra sarebbe, diciamo così, iniziare il cambiamento già in ottica 26. Dal punto di vista dell'opposizione è anche un'opportunità, ma non continuando a urlare, sventolare, facendo tintinnare le manette, ma iniziando a proporre delle soluzioni. Io da centrodestra vorrei sapere, ma secondo voi siete quelli che vogliono costruire nella periferia e riqualificare, o non vogliono fare un cavolo? Perché io vorrei capirla sta cosa da elettore. Io vorrei capire se pensate che la città debba svilupparsi come adesso, oppure che magari in periferia, di posti più brutti, più degradati, qualche grattacielo ci starebbe pure. Cioè io non lo so, voi pensate che Milano debba chiudersi entro la cerca del 90-91 come è stato fino ad oggi, oppure Milano deve allargarsi a, che ne so, Corsico, a Binasco, portando le metropolitane. Ma se porti le metropolitane devi averci soldi per portare le metropolitane, e i soldi degli investimenti che li dà, oltre che lo Stato, in larga parte gli averi di costruzione, quindi devi far costruire. Cioè io vorrei sentire da centrodestra anche un po' una proposta programmatica, non solo delle urla in consiglio comunale in cui dice siete tutti cretini, siete tutti scemi, perché sennò si finisce nel nulla. Purtroppo tutto questo mio auspicio, sia del centro-sinistra sia del centrodestra, penso che sarà frustrato dalla realtà. Ecco, ma allora a maggior ragione proviamo anche a tracciare un bilancio di questa giunta Sala, di questo governo che lui ha fatto. Sala è stato un bene o un male per questa città? Ma allora, non spetta a me giudicare in maniera così trasciante che cosa è stato Sala per questa città. Però qualche dato oggettivo possiamo anche darlo. Primo, questa città va avanti indipendentemente dal sindaco. È sempre successo così e sempre succederà così, perché questa città va avanti grazie ai suoi cittadini, alle società, agli imprenditori, anche alle multinazionali che qui decidono di stare, vivere e muoversi. Perché poi il sindaco ha fino a un certo punto il potere di influenzare, e per fortuna, di influenzare questa città. Sì, può magari infastidirla con una pista ciclabile di troppo o troppo poco, sì, può magari sbagliare una cosa o prenderne un'altra, ma in fondo la città con il suo PIL, cioè stiamo parlando comunque di una percentuale molto alta del PIL italiano, stiamo parlando della città più europea dell'Italia, cioè va avanti indipendentemente dal sindaco. Non penseremo mica che un Sala, un Pisapia, un Albertini, un Moratti abbiano la forza di distruggere o di creare Milano. Fortunatamente Milano è un po' più grosso. Se ho fatto bene o ho fatto male, io ovviamente non essendo tutta sola responsabilità posso dire che cosa è Milano. Milano è comunque un posto che ancora oggi, malgrado sia secondo me all'apice e comincia il declino, perché io su questo ne sono abbastanza certo, è comunque una città che ha attirato miliardi e miliardi, ma decine di miliardi di fondi dal mondo, e questi fondi non è che ci sono arricchiti in tre. Quando c'è una quantità così grossa di soldi si arricchiscono in tanti, in tantissimi hanno visto passare la propria casa, la casa che aveva ereditato la nonna, che valeva 100 milioni di lire, che adesso ti vale 1 milione di euro. Ma avete idea di cosa vuol dire? 100 milioni di lire vuol dire 50.000 euro, che adesso diventa 1 milione di euro. È uscito un pezzo di quella della sera in cui le case sono state rivalutate 35-40 volte. Cioè non è che una casa si rivaluta di 40, 50, 35 volte perché la città è uno schifo. La casa si rivaluta di 35-40 volte perché la città attira, altrimenti non si rivaluterebbe. Questo pone problemi? Certo che pone problemi, e la politica dovrebbe risolverli, ed è qui che sta il fallimento di questo pezzettino di politica. Ma in sé per sé la città possiamo dire davvero che è conciata come con Formentini? Io penso di no. Dopodiché ognuno ha la sua opinione, ovviamente.
Eppure, sai, si parla tanto di gentrificazione, di distruzione del centro storico. In effetti, se tu ti avvicini a Piazza del Duomo, sono più gli uffici che le case. Anche questo ha avuto un peso. Ma vedi, io sono qui da quando sono nato, quindi dall'81, non è che sono arrivato l'altro ieri. Che non c'è niente di male essere arrivato l'altro ieri. Guarda che prima Piazza del Duomo non è che c'erano le case, non sono mai state le case. È stato un periodo della nostra storia, nel 2008, tra l'8 e... no, prima, tra il 5 e il 12, in cui tutto Piazza Duomo e le vie circostanti erano tutte banche. Tutti sportelli di banche erano, non vi ricordate? E cose immobiliari, agenzie immobiliari. Adesso non ci sono più, perché le agenzie immobiliari di fatto vanno online e le banche pure. Quindi non ci sono più quelle robe lì. Le città cambiano le città. Guarda che non ci sono mai stati residenti in Piazza Duomo, sì, pochissimi. È ovvio, le città cambiano. La gentrificazione, che peraltro è un fenomeno negativo che la politica dovrebbe contrastare, ma c'è stato ovunque nel mondo. La gentrificazione è quando un quartiere che prima era degradato diventa fighetto. Ovviamente i fighetti sono quelli che hanno più soldi ed espellono quelli che sono lì e che sono più poveri. La politica cosa dovrebbe fare? Dovrebbe allargare la città. Invece qui l'errore è rimasta stretta la città, è rimasta piccolina la città, perché Milano è piccolina. Milano è grande, una frazione di Manhattan, che è uno dei quartieri di New York, capito? Cioè, confrontiamoci con quello che sta fuori. Siamo persone che viaggiano tutti quanti, guardiamo quello che c'è fuori. Milano rispetto a Roma è uno sputo, è piccolissima. Allora, bisogna allargare, invece non si è allargato, si è rimasto stretto, area B, area C, tutto chiuso. Perché? Perché questo rendeva la città più efficiente in quella parte centrale, io lo capisco anche, mentre allarga le inefficienze, ma tenendo tutto stretto si intensificano le ingiustizie sociali, perché lì non puoi più accedere. Io non penso di essere una persona che, diciamo così, ho un buon stipendio, vivo bene, però io una casa in centro-centro non me la posso permettere, della dimensione che interessa a me ovviamente. Perché? Perché non ho quel tipo di reddito, perché quel tipo di reddito è mostruoso, anche per la classe medio-alta. Ormai quella roba è la classe molto alta. È simile a qualcos'altro nel mondo, certo. Tutte le grandi città sono così. Prova ad andare a comprarti una casa nel quartiere della Borsa a New York e vedrai che non potrai più comprartelo mai. Anzi, in quasi tutta Manhattan non puoi comprarti una casa. Quindi purtroppo la politica dovrebbe dare risposte a questi fenomeni, ma è complicato. Se uno dall'altra parte hai una pressione di questo tipo, è complicato, molto complicato. Anche perché, e poi vorrei sfatare un mito e poi mi fermo, pensiamo che Milano sia stato costruito tanto. In effetti a Milano, pensateci bene, al netto di un po' di palazzi in periferia, un po' di palazzi qui e lì, va bene, ma numericamente le nuove edificazioni sono molto poche. Hanno molto ristrutturato e ampliato quello che c'era in città, ma ampliando le volumetrie in città non hanno aumentato di tantissimo il numero degli appartamenti. Perché? Perché prima le case erano di 40 metri quadrati, adesso le case le tagliano a 100 metri quadrati, le fanno più grandi. Quindi ovviamente aumenti la volumetria, ma non aumenti il numero di casa, ne aumenti il costo per singola casa. Tutte queste cose sono cose di cui la gente magari neanche le vede, neanche le comprende, ma lo capisco pure. Pensa solamente che legge che la procura ha scritto sistema corruttivo, ecco, sono loro che non ci fanno comprare le case. Ma non è che c'è qualcuno che non ti fa comprare le case, sono tendenze mondiali, insomma, molto più complesso. Ora, c'è un fallimento della politica? Sì, perché di fronte a questi temi complessi uno si deve interrogare e cercare di mettere in atto qualche contromisura, cosa che non è stata fatta. Questo è il fallimento di questa fase politica. È un fallimento che qualcun altro avrebbe potuto evitare? Io non lo so, perché è una sfida davvero complicata che in tutto il mondo le città si pongono e non è che c'è una soluzione scritta. Senti, inevitabilmente però tutto questo pone, non dico una battuta d'arresto, ma rallenterà evidentemente l'attività del comune in questo settore. Il Corriere della Sera qualche giorno fa parlava infatti di un problema nell'edilizia sociale, perché ci sarebbe stato un rallentamento nella concessione di permessi edilizi, di concessioni edilizie. Allora a maggior ragione, da qua al 2027 rischiamo di trovarci una città praticamente paralizzata, con un sindaco che ogni 2x3 non sa che cosa deve fare. L'altra cosa che ti dico è questa: davanti a una cosa del genere poi gli uffici si fermano, e allora la risposta è netta, sì.
per entrambe le domande. Sì, e ti do anche una notizia, che anche quella non messa in un trafiletto un po' tutti quanti. Redo è una società, un SGR, che non è di proprietà di un signore, ma è di proprietà di Fondazione Cariplo. Per chi non lo sapesse, Fondazione Cariplo è la più grossa realtà di beneficenza, perché deriva appunto dalla vecchia Cariplo, e per statuto deve dare tutto in progetti sociali, ok? Che esiste in Italia. È un gigante, finanzia centinaia di milioni di investimenti sociali l'anno. Ora, Milano ha un problema. Milano ha oltre 250.000 studenti fuori sede a Milano, cioè noi abbiamo 1.400.000 persone, 250.000 sono studenti fuori sede. Ora, questi studenti vanno ad affittare le case, giustamente, sanno dove cavolo vivono, e gli affitti schizzano, quindi non si riesce a trovare una casa ad affitti normali, perché le case in affitto a Milano sono meno del 10% delle case che effettivamente esistono in città, perché sono dati, non è che non sono, cioè sono dati numerici. Ora, Redo aveva vinto, diciamo così, una specie di gara, ma non era una gara in cui prendevi dei soldi, era una gara di progetti per il Ministero dell'Università, per realizzare gli studentati. Parliamo di quasi 2.000 posti da realizzare a Milano. Uno studentato, 3 studentati in effetti, per un totale di quasi 2.000 posti. Bene, Redo ha annunciato al Ministero che, malgrado avesse vinto la gara, malgrado avesse i soldi per realizzare questa cosa, perché appunto è Fondazione Cariplo, non realizzerà niente. E sai perché non realizzerà niente? Perché non sono arrivati in tempo i titoli edilizi. Cioè dice, noi col fatto che abbiamo i titoli edilizi là così, in quella maniera, che non arrivano, non faremo gli studentati. Prepariamoci, perché questo è quello che stiamo avendo. Quelli che gioiscono perché tutto si blocca, perché c'è la procura, finalmente indaghiamo questi ladracci, eccetera, non hanno capito che qua non si muoverà più niente, ma che ci sia questo sindaco o che ci sia un altro sindaco. Il problema è che il prossimo sindaco, perché poi questi progetti hanno un'inerzia, non è che un fondo compra un terreno e poi vuole realizzare dopo un secondo. Ormai l'ha comprato, il progetto lo chiude tendenzialmente, ma poi col cavolo che io prendo e rimetto il reinvestimento su Milano. Quindi tendenzialmente tra 3, 4, 5 anni Milano sarà in recessione piena. Oggi noi facciamo tutti quelli, ecco, andiamo a intervistare quelli che gli hanno costruito un palazzo di 3 piani più alto e quindi dicono che gli devono il sole la mattina. Viene da ridere, cazzo, viene da ridere, ok? Poi domani mattina diremo non abbiamo i soldi per fare le nuove metropolitane. Perché? Perché quel casino, ok, ha prodotto il fatto che i fondi internazionali non vogliono più investire a Milano, e gli investitori non vogliono più stare a Milano. Comunque questi che stanno a Milano sono più piccoli, e essendo più piccoli fanno cose più piccole. Ritorniamo a essere la città di provincia che eravamo fino a 20 anni fa. Cioè quando Albertini, 25 anni fa, cioè quando Albertini iniziò a fare la grande rivoluzione di Milano. Questo è. Senti, preparatevi, perché questo succederà. E non c'entrano le dimissioni di Sala oggi oppure no, perché sta già succedendo, è già successo. Ripeto, io ho scritto un libro nel 21 che diceva esattamente questo. È in atto da 3, 4, 5 anni, e le inchieste della procura, sulla quale io veramente non ho molta fiducia, per essere proprio chiaro, non faranno altro che bloccare ulteriormente. Senti, il PD non mi sembra si sia scaldato molto nel difendere Sala, e anche la fine della sua carriera politica? Ma allora, che sia la fine non lo so, nel senso che Sala ha 65 anni, finisce questo mandato, tendenzialmente poi avrà penso, non lo so, perché non ci ho parlato, potrebbe avere un esito romano da qualche parte, esattamente come Fontana, è un po' più anziano ma non di tanto. Che cosa vuol dire carriera politica? La sua carriera come sindaco è finita, comunque nel caso è finita, la sua carriera a Milano nel caso è finita. Sul livello nazionale le cose cambiano talmente rapidamente che io dubito che ci sia una prospettiva oggi per quello che succederà nel 27 nel 28, o se il 27 come è possibile se lo riaggiudicherà Meloni, sarà poi negli anni 30, no? Sì. Quindi è del tutto irrilevante questa cosa qua, secondo me. Parliamo di Milano, il problema è Milano. Adesso servirebbe una rivoluzione per ridare fiducia al sistema, e invece probabilmente ci sarà un piccolo cabotaggio per appena sistemare la rotta. Questo è il problema. E questo può portare a un sindaco di centrodestra?
sicuramente allora, io non sono uno di quelli che crede che le inchieste influenzino le elezioni, per nulla. Ricordatevi che Fontana, dopo essere stato pestato, un pestaggio, dopo, per 2 anni e mezzo dai giornali di destra, di sinistra e di centro, tutti i telegiornali delle reti unificate, va a fare le regionali e vince con più scarto della volta precedente con cui ha battuto Gori. Cioè Fontana ha battuto Maiorino con più percentuale di quanto avesse battuto Gori. Quindi sta parlando comunque del fatto che le inchieste non mettono a rischio le elezioni, ma questa inchiesta è problematica perché questa inchiesta va a toccare la borghesia milanese, cioè quella che investe, attività produttive eccetera, e ricordatevi che non ce n'è stato mai nessun sindaco a Milano che è diventato tale senza che la borghesia, la buona borghesia, lo volesse. È proprio questo il punto. Senti, per finire un'ultima cosa, tu conosci bene l'anima di questa città, se Milano sta bene, se Milano sta male, se Milano è contrariata e così via. Scusa, come vedi questa città? Milano è stata fin troppo bene. Io conosco bene la città, sì, abbastanza. Io vedo molta gente che si è seduta sul fatto che appunto aveva una casa della nonna o forse 3 case dei nonni e che è diventata ricca tutto un colpo, perché quello vuol dire ricchezza, quando hai 3 case da €1 milione l'una, ok? Ricchezza, rendita vuol dire. Io ho visto lo spirito di Milano, imprenditoriale, andare a un po' a degradarsi, tanto in fondo ce l'abbiamo, stanno lì, stanno in banca, stanno nel mattone, le case sono aumentate, c'è bisogno di un po' di shock, c'è un po' bisogno di dire sì va bene, c'hai le case ma non sono la ricchezza te la devi costruire tutti i giorni, perché in fondo al milanese non gli deve interessare di diventare ricco, gli deve interessare di fare le cose bene perché è giusto farle per bene, perché io ho sempre pensato che fosse questo il segreto di Milano, non che la gente vuole venire qui e diventare ricca, ma perché qui può realizzare il proprio sogno. Per questo che ho sempre scritto, e l'ho scritto anche recentemente beccandomi anche un sacco di insulti, che il miglior milanese, come diceva Montanelli, è quello che non è nato a Milano, pur essendo nato io a Milano. Sì. Perché comunque hai fame, ecco, forse quello che vedo è che c'è un po' meno fame. E sapete perché c'è un po' meno fame? Perché è andato tutto troppo bene. E forse allora... è giusto che si scenda un pochino e che ci si rimbocchi le maniche. E allora aspettiamo di vedere questa Milano che si rimbocca le maniche. Fabio, grazie del tuo tempo. Ciao, grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Di nuovo a te la linea, Antonino.
Benissimo, cara Sveva, questo era Johnny Dorelli, Love in Portofino nel 1958 alle 19:04 minuti e 15 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Fabio Massa, io direi che possiamo aprire il telefono allo 0292947222 se volete intervenire. Anche perché Fan My Love in Portofino ci porta alla seconda e ultima parte di questa trasmissione, che peraltro è anche l'ultimo appuntamento per questa edizione, ovviamente, per questa stagione di Zoom con Carla De Bernardi. Già, Zoom ha imboccato la sua settimana finale e noi saremo in onda fino a venerdì 25 di luglio, dopodiché subentrerà da lunedì l'orario estivo, quindi Zoom andrà in vacanza, torneremo in onda alle 18:05 trattabili del 22 settembre prossimo, lunedì 22 settembre prossimo, ma non è che io mollo e me ne vado. Sarò con voi con il nostro programma estivo, il parente estivo di Zoom che è Capitaneria di Porto. Saremo in onda dalle 10:30 fino alle 12:30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre sulle nostre magiche onde di Radio Libertà fino al 5 agosto. Il 6 di agosto, che è anche il mio compleanno, io prenderò il posto di Semivarin, la rassegna stampa tra l'altro con l'orario estivo passerà dalle 8:30 alle 10:30 e poi Capitaneria di Porto coprirà lo spazio dalle 12 alle 14. Questo fino a venerdì 29 di agosto. Per cui restate con noi, la Capitaneria aprirà naturalmente i suoi battenti, li aprirà per tutti voi, sarà una trasmissione come sempre all'insegna delle nostalgie estive, di quelli che erano i nostri tormentoni, di quelli che sono i nostri tormentoni, delle nostre estati al mare, ma anche in montagna. Io quest'anno vorrei che qualcuno mi raccontasse le sue estati in montagna, a camminare, a ciaspolare. No, a ciaspolare no, in piena estate direi di no, ma magari c'è qualcuno che in piena estate ha scalato le Alpi, chi lo sa. Ecco, avremo modo di ascoltare anche questa, avremo anche delle ospiti che ci racconteranno un po' della loro estate secondo determinati temi, avremo anche la nostra musica, la colonna sonora e l'attualità, le ultime notizie che naturalmente faranno parte, come sempre, di Capitaneria di Porto. Io sono qua a disposizione, lo sapete, sarà un piacere avervi al telefono o attraverso il WhatsApp della radio, perché passeremo l'estate assieme, insomma, fatevi un bagno anche alla mia salute, perché la radio, come vedete, vi permette anche di abbronzarvi, quello che la televisione non può fare, per cui meglio così. Allora, adesso diamo un'occhiata alle agenzie e ci avviciniamo così poi alle 19:12 quando manderemo in onda l'ultima puntata per quest'anno della Grande Città con Carla De Bernardi, che io voglio ringraziare per la cortesia e come sempre per l'eleganza con cui ha offerto le storie della grande città, che è ovviamente Milano, a tutti voi che ci avete ascoltato. E credo e spero veramente che questa rubrica serva a raccontare una città che ha una sua bellezza raccolta, una sua bellezza segreta. Milano non è vero che è brutta. Chi dice che è brutta è semplicemente qualcuno che non la vive. Milano ha una sua bellezza segreta e raccolta e a maggior ragione camminando per le strade del centro, delle periferie e così via insieme a Carla abbiamo cercato di raccontarvela. Continueremo a raccontarvela ancora ovviamente nella prossima stagione, che sarà la stagione numero 6 di Zoom e che partendo il 22 di settembre 2025 troverà il suo epilogo nel luglio del 2026. Quindi ne avremo ancora chilometri e chilometri di radio, di strada, di minuti in mezzo ai fatti da raccontare.
Diamo un'ultima occhiata alle agenzie per quest'oggi. L'Ansa che apre con Sala, le mie mani sono pulite, tutto nell'interesse dei milanesi. Tancredi si è dimesso, il sindaco è intervenuto nel consiglio comunale, non ho fatto nulla a mio vantaggio. Se la maggioranza c'è, io ci sono con passione. Abbiamo il dovere di mantenere gli impegni, i temi da portare avanti, dal piano casa allo stadio. Ancora, l'Italia e altri 24 paesi, il Medio Oriente, la guerra a Gaza deve finire ora, Israele responsabile è Hamas. Andiamo ancora avanti, Trump posta un video fake con l'arresto di Obama alla Casa Bianca, francamente di pessimo gusto. L'evento contestato, annullato il concerto di Valery Gergiev alla Reggia di Caserta dopo le polemiche. E ancora, il Belgio indaga 2 soldati israeliani per crimini a Gaza, fermati al Tomorrowland dopo aver esibito la bandiera militare. La tragedia, aereo militare si schianta su una scuola in Bangladesh, almeno 20 morti, oltre 170 persone ferite nell'incidente nella capitale Dhaka. Questo per quanto riguarda ciò che accade nel nostro paese. Diamo anche un'occhiata alla BBC, almeno 19 morti appunto, secondo la BBC, dopo questo crash, questo, come si dice, il fatto che è caduto questo aereo, un F7, un jet F7 dell'aeronautica del Bangladesh, che a quanto pare avrebbe avuto un guasto meccanico dopo essere decollato per un'esercitazione a Dhaka. Poi abbiamo l'apertura della BBC, il Regno Unito e 24 nazioni accusano Israele di passare col contagocce l'aiuto ai civili di Gaza e vengono condannate le terrificanti uccisioni. Tra l'altro, già che ci siamo, c'è un interessante passo, un interessante specchietto della BBC dedicato a Stellantis, perché i dazi trampiani stanno già facendo i loro danni. Il produttore di auto Stellantis dice che i dazi americani sono già costati qualcosa come 300 milioni di euro, per cui è un grosso problema ed è naturalmente, tra l'altro la Stellantis prevede degli incassi di 74 miliardi di euro per la prima metà dell'anno e una perdita secca di 2 miliardi,3 che include anche l'impatto delle tariffe. Insomma, Donald si guarda gli affari suoi, noi altri dovremmo cercare di guardare i nostri. Con questo abbiamo finito per questa sera, passiamo adesso allora all'ultima puntata della Grande Città con Carla De Bernardi. Vi raccontiamo uno dei luoghi di culto delle vacanze dei milanesi, Portofino appunto, come cantava prima Johnny Dorelli, e dopo avervi raccontato questa splendida città, ci saluteremo con Bruno Risassu, un errore di distrazione del 2020. Grazie per essere stati con noi. Domani appuntamento alle 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Però che devo... Ecco qua, allora, per quest'ultima puntata di questa stagione della Grande Città con Carla De Bernardi, eccola qua, un po' accaldata ma elegante come sempre. Troppo. Carla De Bernardi, buonasera e ben trovata, cara. Buonasera Antonino, questa è la nostra ultima puntata, poi ci rivedremo a settembre. Sì signora, esattamente. Allora, io il tema che avevo proposto era un tema estivo, cioè raccontare le vacanze alla milanese, ma se parliamo di vacanze alla milanese, il posto di vacanza per eccellenza è uno solo e io a questo punto lo mostrerei direttamente, che così facciamo prima. In verità sono due che si contendono la palma. Questo è il mio, del mio cuore. Di che si tratta?
adesso ti racconto. A Milano è un po' come Inter e Milan, ci sono 2 località di villeggiatura, peraltro storiche, quindi non fatte soltanto per diciamo, i Briatore e i ricchi e i magnati odierni, posti che hanno una grande e bellissima storia. Soprattutto questo che è Portofino. L'altro è Forte dei Marmi, no? Sì, dove va tutta una serie di milanesi, lo chiamano il Forte. A me il Forte non piace, anche se ci ho lavorato 2 anni, perché ho fatto un albergo e uno stabilimento balneare al Forte quando facevo anche queste cose qua. E invece io sono per la Liguria. La Liguria a me piace sia quella di Levante, dove sono sempre andata, mi piace moltissimo anche quella di Ponente, dove mia sorella ha una casa a Savona. Sì. Però io sono legata alla Riviera di Levante. Per Riviera di Levante intendo il Tigullio, intendo da Lavagna, Chiavari fino a Camogli, che è il grande golfo del Tigullio, che i liguri spiritosamente, anche se tanto spiritosi i liguri non sono, chiamano il golfo dei Nesci, che vuol dire degli scemi, perché piove sempre. Perché? Perché è un pisciatoio, piove sempre, e c'è sempre questo famoso scirocco, che è un vento veramente noioso, perché è umido, quindi ti si appiccica il sudore alla pelle e non ti rinfresca, non è un vento che rinfresca. E quindi quando c'è scirocco il sole è coperto, è tutto grigio, non ci sono le ombre, e in compenso sudi come un cammello. Ecco. E quindi il golfo dei Nesci. Io sono stata in varie località del golfo del Tigullio con i miei genitori, andavamo a Santa Margherita, che è un posto bellissimo. Io invece a un certo punto della mia vita sono capitata a Portofino, che è questo che tu vedi dalla finestra, purtroppo non di casa mia, che non ho casa a Portofino, ma della bellissima casa di una mia amica che abita, come vedi, un po' in alto. Sì. Forse ti ho mandato anche una foto in cui vedi il prato del giardino. Vediamo un po'. Forse no, non te l'ho mandata. No, fa niente, comunque sì, lo vedi eccolo dall'alto. qua. No? Eccolo Eccola qua. qua, vedi? Eccolo Quello è il qui. prato dove io passerò Meraviglioso. oziose giornate in agosto, perché questa mia amica mi ha fatto il grande regalo di invitarmi anche quest'anno a casa sua. E quindi vedi che si vede tutta Portofino con le sue casette liguri strette colorate. Sì, bellissime. Tu pensa che quelle che vedi sul porto, dall'altra parte, cioè hanno 4 piani sul porto, ma dall'altra parte ne hanno 1 perché c'è la strada. Quindi dall'altra parte c'è un appartamento a Canocchiale che sali dal porto, ma poi puoi uscire dalla strada. Non so se sono riuscita a far capire Sì. come funziona. Ecco, poi lì praticamente la strada è questa qua dietro. Esattamente, che quello è un giardino. Tra le case e quel giardino c'è Quindi una la strada è qua. che finisce alla chiesa che si vede nell'altra foto. Finisce alla chiesa questa qua? Questa qua, questa ligure a righe che si chiama Divo Martino. Sì, San Martino. No? La chiesa dà sulla strada e ci sali anche ovviamente da quella che è la famosa piazzetta di Portofino, che è la piazzetta dove si va a fare l'aperitivo, a bere il caffè, e che ha visto soprattutto negli anni, diciamo, 50, nel secondo dopoguerra, personaggi come Maria Callas, Aristotele Onassis, Jackie Kennedy, fatti conto, tutte le personalità del cinema internazionale e le personalità italiane andavano in vacanza a Portofino. Tra l'altro Rex Harrison, un famosissimo attore, aveva casa a Portofino, su in collina. Che meraviglia. E quindi Portofino è sempre stato un posto frequentato da persone, chiamiamole importanti, no? Perché tanto è inutile far finta, usare termini alternativi. Ed è sempre stata un luogo di grandissimo pregio e di grandissimo, come dire, di un turismo di elite, che negli ultimi tempi è cambiato, perché negli ultimi tempi c'è anche un turismo molto più mordi e fuggi, più giornaliero, per cui arrivano dei traghettini dalle altre città, fanno un giretto a Portofino e poi ripartono e vanno tipo appunto a San Fruttuoso, a Camogli, per cui ci sono dei giorni in cui la piazzetta è molto affollata, ma se hai la fortuna di capitare quando non c'è tanta gente,
Certo. È un salotto, cioè ci sono dei barettini, ci sono dei ristoranti tipici, ci sono dei negozietti. Anche questo è cambiato negli anni. Guarda, io sono andata a Portofino per la prima volta quando avevo probabilmente 13 o 14 anni. Poi a Portofino ho conosciuto, quando ne avevo 18 e facevo la maturità, il mio primo marito. E da lì in poi ho sempre frequentato Portofino perché era diventato casa mia. Tant'è che io lo considero un borgo del mio cuore, non lo considero una località di villeggiatura. I miei bambini sono cresciuti a Portofino giocando a palla con i figli dei commercianti, con i figli degli esercenti. Infatti quando io vado a Portofino vado a salutare loro. Come prima cosa vado al Bar Morena, dove saluto il proprietario che si chiama Ugo, vado a cercare la ragazza che vende i pizzi in piazza, un'altra mia amica che vende le scarpe, la trattoria Tripoli dove si mangiano delle lasagne strepitose, l'erede Andrea della trattoria Puni, che Puni non c'è più, era il padrino di battesimo di mio figlio, per dirti, quindi il più famoso ristoratore di Portofino, famoso devo dire anche nel mondo. Per me era uno zio, perché era il padrino di battesimo di mio figlio Nicola. E quindi questo per farti capire che io non lo vedo in maniera snobistica Portofino. Certo. Lo vedo proprio come un luogo dove ho vissuto, cioè ci andavo d'inverno, ci ho passato tanti capodanni perché avevo una zia che viveva lì e andavo il 1° di gennaio andavo a farle gli auguri a Portofino, che non c'era niente, era tutto chiuso. Lei riposa nel cimitero di Portofino, dove riposano anche altre persone a me molto care, quindi per dirti proprio che capisco che magari può sembrare un po' snob dire che Portofino è il mio borgo, è il mio villaggio, ma per me è così. È un luogo dell'anima, insomma. Il luogo dell'anima. Negli ultimi tempi cosa è successo? Poi ti racconto un po' la storia che è interessante, ci sono degli aneddoti divertenti, che sono arrivati i grandi chef, Vittorio da Bergamo, Cracco, sono arrivati Dolce Gabbana, Hermès, Dior, Loro Piana, quindi quelle che erano delle botteghe ai miei tempi abbastanza tipiche, si sono trasformate in boutique di grandi griffe e alcuni ristoranti e bar sono diventati appunto di proprietà di questi qui. C'era un baretto che si chiamava Excelsior, la padrona si chiamava Vittoria, dove si andava spesso a fare colazione al mattino, e adesso è Dolce Gabbana ed è tutto nero, tutto in marmo nero il bar, collegato alla boutique, e tu dici in un posto come Portofino un bar tutto nero, io non ci entro. Attraverso la piazza e vado a bere il caffè appunto al Bar Morena, che invece è rimasto uguale ad allora, uguale nei secoli. Il proprietario adesso ha più di 80 anni, quindi ti puoi immaginare l'ha aperto che era giovane. Lo Splendido, che è il grande albergo di Portofino che è in alto, ha aperto una sede giù in piazzetta. Il ristorante è gestito da questo Vittorio, che è uno dei più grandi chef italiani. Cracco ha preso il Pitosforo. Il Pitosforo era un ristorante a terrazza sul porto e adesso è diventato Cracco, quindi non ci puoi andare perché ti puoi immaginare i prezzi. La famosa calata di Portofino è quella che dalla piazzetta va verso la Capitaneria di Porto da un lato e dall'altro appunto verso lo Yacht Club e il ristorante Pitosforo. Questo che vedi è la calata che dalla piazza va alla Capitaneria di Porto, che è quella, l'ultima casetta bianca in basso, la vedi? Con le finestrelle. Quella è la Capitaneria di Porto. Questa lì si qua. blocca, si ferma il porto, quindi non puoi andare oltre, cioè oltre c'è il mare. E dall'altra parte invece c'è l'altra parte della calata che arriva appunto fino allo Yacht Club. E sulla calata Marconi si chiama, quella che stiamo vedendo, c'è sempre stato questo bar che si chiama La Gritta, che appunto negli anni 50 vedeva persone appunto come i Kennedy, come gli Onassis, come gli attori di Hollywood, e quindi La Gritta ha delle fotografie bellissime se entri, perché sono tutte foto d'epoca in bianco e nero di questi personaggi. Che spettacolo. La storia di Portofino viene da lontano, si chiamava Portus Delfini ed era fondata dai Romani nell'8° secolo a.C. più o meno, anzi dai Celti e dai Liguri. Poi arrivano i Romani che la chiamano Portus Delfini, oppure arrivano o comunque la chiamano Portus Delfini. Dopodiché c'è tutta una serie di passaggi di mano. A un certo punto è anche fiorentina, è posseduta anche da Firenze, poi torna ligure e genovese,
ci andò anche Napoleone, poi ci andavano gli scrittori. Nell'Ottocento c'è una famosa lapide che ricorda che lì attraccava sempre il Panfilo Bel-Ami di Guy de Maupassant, perché sai, Qui? sì. Ecco, questo adesso ti dico che cos'è questo. Purtroppo si legge male, ma questa è la parete esterna della chiesa di San Giorgio, che è invece quella gialla che ti ho fatto vedere, che facciamo vedere dopo. Eccola No, c'è una chiesa qua. gialla. No, questa è la chiesa di San Giorgio, vedi? Sì. Che ha un bellissimo portale in bronzo fatto da un artista locale. Sulla parete che va verso il cimiterino, che è alle spalle della chiesa, sono ricordati tutti i personaggi famosi che sono passati da Portofino e che qui sono ricordati. Alcuni di loro sono anche sepolti qui, altri no. Per esempio Mondadori, lo vedi, è ricordato, ma lui Sì. non è sepolto a Portofino, perché è sepolto al Monumentale, tanto per cambiare. C'è ricordato, adesso te lo faccio vedere, vediamo se la riusciamo a vedere. C'è Marconi qui, C'è Marconi, c'è un sacco che di ha gente. acceso le luci dell'Esposizione Universale di Sydney in Australia con le onde corte dalla baia di Portofino. Hai Leggo qui. capito? Hai detto niente. E poi c'è questa famosa che, guarda, se riesce a ingrandire sopra Ernesto Fassio e Giovanni Falk, Sì. venendo da sinistra. Jenny Watt, vedova Esatto, von Mumm. vedova von Mumm. Questa è una persona importantissima nella storia di Portofino. Vedi, Eccola è qua. morta nel 53. Sì. Lei aveva sposato il barone von Mumm, che faceva champagne, no? Lo champagne Mumm esiste ancora. Sì. E abitavano in una casa che si chiamava Castello San Giorgio, che di fronte proprio alla chiesa, che adesso la leggenda dice, loro hanno smentito, ma la leggenda dice che l'ha comprato Bill Gates per 50 milioni. Però tutti dicono che non è vero. E invece magari è vero. Comunque, sai, quando si dice una cosa così, non te la inventi a casaccio. La baronessa von Mumm, che abitava al Castello San Giorgio, a un certo punto, siamo nel 45, in aprile, 23-24 aprile 95, c'è un tenente tedesco nazista delle SS, tale tenente Reimers, il quale decide, a ordini superiori, diciamo, di minare Portofino e farla saltare e distruggerla. E la baronessa von Mumm, o von Mumm, perché essendo tedesca forse si dice von Mumm, vedova del barone von Mumm, va a cercare il tenente Reimers e gli dice: lei non può fare quello che ha in mente di fare, lei non può assolutamente bombardare o minare Portofino, come la volesse distruggere non lo so. E questo qui sulle prime gli dice: si faccia i fatti suoi, sono ordini superiori, lo devo fare. Poi ci ripensa e torna indietro a cercarla il giorno dopo e le dice che ha deciso di salvare Portofino, cioè di non sacrificarla. Quindi la baronessa Watt von Mumm a Portofino è considerata un'eroina. Una sua nipote è seppellita nel cimiterino, nella parte dedicata agli stranieri, ma lei non so dove sia sepolta. Di fronte al Castello alle spalle del Castello San Giorgio c'è un'altra residenza importantissima, perché che si chiama Villa Alta Chiara o Villa Highclere, che è una residenza imponente, maestosa, in stile eclettico, che era stata fatta da Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un lord inglese, come dice il cognome, che la costruisce nel 1847 per suo figlio. Suo figlio era cagionevole di salute, allora lui sceglie Portofino per il suo clima. E nota che a quell'epoca a Portofino non c'era niente, c'erano solo le case dei pescatori, non c'era assolutamente nient'altro. Certo. E poi i pescatori e le ricamatrici, perché Portofino ha una lunga tradizione di ricamo al tombolo. Il Lord Carnarvon costruisce questa villa, il figlio sarà poi quello che si chiamava, di nome non me lo ricordo, comunque Carnarvon, sarà quello che finanzierà la spedizione che scoprì la tomba di Tutankhamen, tanto addirittura. Per dire, gli aneddoti. Addirittura. Questa villa passò di mano diverse volte e a un certo punto venne comprata dal conte Augusta, Corrado Augusta, quello che faceva gli elicotteri, che a un certo punto muore e la villa Alta Chiara resta a sua moglie,
che si chiamava, come si chiamava la Augusta? La Francesca Vacca Agosta. Francesca Vacca Augusta, la quale Porastella l'8 gennaio del 2001 cadde dalla scogliera, dalla casa verso il mare aperto, quindi non verso la baia, ma verso il mare aperto, e quindi verso Camogli, verso Genova, e venne ritrovata settimane più tardi nel golfo di Tolone, scusami, di Tolosa, Tolone o Tolosa? No, Tolone, nel golfo di Tolone. Quindi il suo corpo era stato portato via dalle maree, dai venti, e fu ritrovato forse mesi dopo addirittura. Poi questa villa Altachiara venne acquistata, forse all'asta, comunque venne acquistata da un oligarca russo, il quale oligarca russo se la vide sequestrare quando scoppiò la guerra di Ucraina. Quindi è sotto sequestro la villa Altachiara, perché è piena di cose bellissime. Un'altra residenza importantissima che è di fronte al castello, dalla chiesa di San Giorgio, dal castello di San Giorgio, la vedi in alto a sinistra, poco prima del faro, è il castello Brown, di cui io purtroppo non ho foto, che è dove abitava invece un altro inglese che si chiamava, il console inglese, il console inglese a Genova. Era come si chiama? Un castello medievale che lui ristrutturò, lo abitò fino al 1905, lui e i suoi eredi, e poi venne abbandonato. Adesso è di proprietà del comune ed è sede di feste, balli, eventi, è visitabile ed è molto bello da visitare. E poi la passeggiata che parte dalla chiesa di San Giorgio e va verso il castello Brown, lo visiti, poi lo superi, vai al faro, e al faro c'è un bellissimo barettino dove sedersi a bere un aperitivo, circondati dai gabbiani. E quindi vedi, ci sono questi posti particolari, la villa Altachiara, il castello Brown, il castello San Giorgio, il faro, e quindi una gita a Portofino io la consiglio a chiunque. Sconsiglio di andarci di sabato e domenica, perché di sabato e domenica, anche quest'ultimo sabato e domenica che ero lì, venerdì era un paradiso e sabato era pieno di gente, il famoso overtourism, che però io oggi leggevo un'intervista interessante al CEO di una società che si occupa di trasporti ferroviari non intesi come carichi, come merci, ma intesi come passeggeri, che diceva una cosa interessante, che è vero che c'è overtourism, ma perché vanno tutti negli stessi posti. Certo. Perché, capito, se tutti vanno a Portofino, se tutti vanno a Capri, se tutti vanno che ne so, alle Cinque Terre, e nessuno si sogna di andare, per esempio, in Riviera di Ponente, ci sono dei posti meravigliosi e ci va veramente un decimo della gente che viene a visitare il Tigullio. Ed è un peccato, se tu pensi alla località di Cervo, che è meravigliosa, Noli, i milanesi sono arrivati anche, ti dirò, in una località che hanno colonizzato. Varigotti, infatti Varigotti è da evitare. Però Cervo, Noli, tutti quei villaggetti lì, Albissola. Ad Albissola in alto c'è la casa museo di Jasger Jorn, che è ne abbiamo parlato mi sembra, che è un artista olandese, se non ricordo male, che aveva fondato con degli altri artisti il gruppo Cobra, Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam, un pazzo visionario che si è costruito questa bellissima casa sulle fasce ad Albissola, che è un museo, una casa museo. Quindi se andate ad Albissola andate assolutamente a visitare la casa museo di Asger Jorn, perché lui ha fatto i pavimenti, ha fatto le pareti, e recentemente c'era una mostra molto bella di Enrico Bai, perché lui era molto amico di Enrico Bai e Bai era molto vicino al gruppo Cobra come poetica, e quindi c'era un anniversario di Bai, non so se i 100 anni dalla nascita, per cui a Albissola c'era una mostra sia nella casa di Asger Jorn che nel museo di Albissola, e mi sono molto divertita a vedere queste due esposizioni. Quindi c'è un sacco di robe da vedere anche a Ponente, anche senza arrivare in Costa Azzurra, perché poi da lì vai in Costa Azzurra. Certo. E invece vanno tutti appunto a Portofino, a Sestri Levante, un po' meno, ma tanto a Sestri Levante dove c'è la famosa Golfo dei Poeti, e vanno tutti a Capri, vanno tutti a Ischia, e quindi l'overtourism potrebbe forse essere contrastato facendo una politica turistica
che promuova dei posti. Poi capisco che sia bello andare nei posti celebri, per carità, però ti dico io che sono una che ama molto viaggiare in Italia, oggi meno di un tempo perché sono un po' vecchietta, ma a me andare alla scoperta dei borghi, non so, c'è un posto, mio figlio che non c'è più purtroppo, si chiamava Nicola, e c'è un borgo che si chiama Nicola, in Lunigiana, che è un borghetto delizioso in alto, che praticamente tutte le case sono intorno alla piazzetta, che per di Che più è in bello. discesa. Tutte le Che case bello. intorno alla piazzetta sono come collegate tra loro, confinano tutte una con l'altra. E poi c'è questa piazzetta in pietra in discesa, è un posto che conoscono pochissime persone, dove peraltro però aveva a casa il fratello di Gianni Versace. Tanto Ah, per dirti. Santo. Non so se Santi, io l'ho conosciuto lì, lui non ha Sì, conosciuto me Santo perché Versace, il fratello di Gianni. lui aveva, io l'ho conosciuto non è vero, l'ho visto, a Nicola, dove lui aveva una casa. E vedi che ci sono delle persone furbe che Certo. scoprono dei borghi e non vogliono tutti per Io stavo vedendo le lapidi che hai fotografato e a sto Sì. punto devo venire pure io con la Vespa, perché qui c'è un ricordo dell'ingegnere Enrico Piaggio, quindi il Esatto. fondatore appunto della Piaggio, benefattore di Portofino, ma poi c'è anche Esatto. un pezzo di storia. Questo è un pezzo di storia dimenticato, perché nei nostri libri molto spesso non lo si racconta agli studenti. Qui Di al chi lato parli? di questa chiesa, a Luigi Durand della Ah, Penna, della ammiraglio di Penna, squadra, certo. medaglia d'oro al valor militare, impresa da Alessandria d'Egitto, Portofino, da lui tantamata, offre sepoltura. Luigi Ecco, lui è Durand della sepolto Penna. lì. Ecco, Luigi Durand della Penna, a cui è stato dedicato anche un cacciatorpediniere lanciamissili e che è morto nel 94, è stato uno degli eroi della Marina Militare Italiana, anzi della Regia Marina nella Seconda Guerra Mondiale, perché lui nel febbraio del 41, se non ricordo male, con i maiali... Ti mando per WhatsApp la sua tomba. Ecco, grazie. Con i maiali, cosiddetti siluri a lenta corsa, che erano dei mini sommergibili con cui i marinai italiani arrivavano sotto le corazzate inglesi, le minavano e le facevano saltare per aria. Lui arrivò sotto la corazzata Valiant, che era l'ammiraglia della flotta inglese ad Alessandria, la minò, dopodiché venne arrestato. Si fece portare dal comandante e gli disse: guardi, io non le posso rivelare dove ho messo la carica, ma la nave è minata e tra poco salterà. Quindi metta al sicuro l'equipaggio e si metta in salvo. Il comandante inglese, per tutta risposta, lo mandò giù nella sentina a morire insieme al suo secondo. Quando la nave è saltata, la Valiant è saltata per aria, Della Penna e il suo secondo sono riusciti a salvarsi, e nel 1945, nel marzo del 45, quando poi la guerra stava finendo e noi eravamo già co-belligeranti degli inglesi, successe che a un certo punto c'era il luogotenente Umberto di Savoia, che poi sarà Re Umberto II, che stava distribuendo le medaglie d'oro al valor militare. E a quel punto, quando arrivò nell'elenco della Penn, si fermò, si voltò verso il comandante della Valiant, che era presente alla cerimonia, e gli disse: questo gesto tocca a lei. E il comandante del Valiant ha appuntato la medaglia d'oro all'uomo che gliel'ha fatta saltare per aria. Figurati. Ecco qua la tomba dell'ammiraglio della Penna, eccolo qui. E poi te ne mando un'altra che ti dirà qualcosa anche questa. Questo è Luigi Durand della Penna, lo potete vedere. Questo è lo stesso scultore, che si chiama Cascio, della porta della chiesa di San Giorgio. Sì, si legge male perché sai, sono queste cose fatte con i telefonini che io ci soffro, essendo una fotografa. È morto nel 92, non nel 94. Nel 94 è entrata in servizio la nave che porta ancora il suo nome. Adesso ti ho mandato un'altra foto, che tu sicuramente sai chi è. Vediamo un attimo cosa mi manda Carla. Adesso pian pianino si dovrebbe caricare. Allora, adesso la scarichiamo. Ecco qui. Carla, allora, questo è sempre il cimitero di Portofino, no? Sempre il cimitero di Portofino? Allora, nei Donadi, Livorno 1893, Roma 1940, 6 volte itero, unico atleta al mondo. Ah, uno schermidore.
Esatto, ma super campione. Certo. Super campione, giochi oro nel fioretto a Stoccolma nel 1912, oro nel fioretto ad Anversa nel 20, oro nella sciabola ad Anversa nel 20, oro nel fioretto ad Anversa nel 20, a squadre, quello individuale poi a squadre. È l'unico schermidore ad aver vinto una medaglia d'oro in tutte e 3 le armi nel corso di una stessa Olimpiade. E detiene il record di maggior numero di medaglie d'oro vinte nella scherma sempre in una stessa Olimpiade ad Anversa nel 1920. Vedi? E quindi vedi che si può parlare di luoghi come Portofino, di cui si legge sempre nelle cronache mondane, ma se ne può parlare anche in termini storici, in termini raccontando aneddoti, non banalizzando solo per il fatto che appunto è amato dalle star. Allora, una che viene sempre a Portofino, sai chi è? Madonna. Viene sempre a Portofino, la puoi incontrare. Un altro è Magic Johnson. Io ho una bellissima foto di mio figlio con Magic Johnson. Mio figlio era alto normale, Magic lo sovrastava di tutta, non solo della testa, eccetera. E poi vabbè, c'è stato il famoso matrimonio indiano quest'inverno, l'estate scorsa, in cui hanno sequestrato, dicono, la piazzetta per questo indiano, ma non hanno fatto scandalo come per Bezos. Io non ho capito perché. Ecco, vedi, questa foto di notte l'ha fatta proprio mio figlio Nicola, Bella. Che anche lui era fotografo e amava molto fare foto, e questa foto l'ha fatta lui. E anche quella del veliero. Guarda, mi sembra di averti mandato la foto di un veliero. Eccolo qui. Ecco, vedi, dietro c'è una nave da crociera, perché a Portofino arrivano queste navi giganti. Sì. E davanti c'è questa qui, che credo che sia, è una foto di tanti anni fa, la nave del Club Mediterraneo. Sì. Anzi, sono sicura che era la nave del Club Mediterraneo. Ti ho mandato altre foto, anche questa è una foto di mio figlio. Allora, altre foto che mi hai mandato, a parte della Penne Donati, abbiamo Portofino in notturna, Portofino totale, la chiesa il santuario di San Giorgio, esatto. San Giorgio e questa bellissima finestra che è francamente da sola. Questa era la mia camera da letto il weekend scorso. Alla faccia mia, Carla, Ho potevi aperto farla una la telefonata. finestra e vedevo questo. Potevi farla una telefonata. Te la faccio dal 9 agosto, sono lì. Ecco. Te la farò dal 9 agosto. Ecco, quando si dice bei posti, insomma, cara Carla. Esatto. Ed è giusto che li vedano tutti. Quello che non è giusto è che si concentrino tutti nelle stesse 7 ore, nelle stesse 10 giornate, capito? Se tu vai a Portofino in novembre, che è bellissima, però non ci va nessuno in novembre. Quindi visitare Portofino, se vuoi visitare Portofino, perché ci devi andare il sabato di luglio? Sì, infatti non ha assolutamente senso. Non ha assolutamente Forse ci vai nella senso. speranza di vedere qualche VIP, ma i VIP sono sempre meno frequenti, proprio perché sanno che poi quando arrivano c'è tanta gente. Un altro che veniva sempre a Portofino con la sua nave tutta nera, barca tutta nera, era Giorgio Armani. Hai detto Cotica. Ma guarda, io la penso come Umberto Eco, ostentare indifferenza davanti ai volti noti. Ostentare indifferenza? Davanti ai volti noti. Ma infatti. Lui in una sua famosa bustina di Minerva sull'Espresso, che è nel secondo diario minimo, lo trovate da Bompiani del 92, racconta che una volta stava passeggiando a New York e aveva a un certo punto riconosciuto Anthony Quinn. Quando è arrivato a 50 centimetri da Anthony Quinn, che già si stava allargando in un enorme sorriso, stava per presentarsi, gli è scattato in automatico di dire vabbè, ma a me che cosa me ne frega, ed è passato oltre. Ma chi era questo qui, Enzo? Anthony Quinn. Che non so chi sia. Come? Anthony Quinn, Zorba il Greco. Ah, Anthony Quinn, avevo capito Enzo Lee Quinn. Ma chi è Enzo Lee Quinn? Che ne so chi è Enzo Lee Quinn? No, Anthony Quinn. Umberto Eco aveva incontrato Anthony Quinn. Enzo Lee Quinn. No, ti devo raccontare un'altra storia. No, certo. Sì, anche perché abbiamo pochi minuti ancora, Carla. Ti racconto solo un ultimo aneddoto che non c'entra con Portofino, ma c'entra con un'altra cosa analoga a quella della baronessa von Mom, perché nel 1944 Anthony Clark doveva far saltare, che era un inglese stavolta, doveva far saltare San Sepolcro.
e minare anche lì San Sepolcro. E fu una frase di Aldous Huxley, il famoso scrittore, che aveva detto che la risurrezione di Piero della Francesca era l'opera d'arte più bella del mondo, che lo fece riflettere e non distrusse quello che doveva distruggere. La risurrezione di Aldous Huxley, io l'ho vista a San Sepolcro, perché sono andata a piedi da Forlì ad Assisi e si passa da San Sepolcro, una delle ultime tappe. E quindi mi sono goduta tutte queste cose. E la risurrezione di Piero della Francesca è una roba veramente da sentirsi male. E si salvò perché questo Anthony Clark si ricordò di questo fatto che aveva detto Aldous Huxley e risparmiò San Sepolcro per questo motivo. Ecco, e credo che questo sia in fondo il succo di tutta la storia che abbiamo e di tutto il cammino che abbiamo fatto in questa stagione di Zoom. In un mondo nel quale la violenza, ahimè, ce la servono a colazione, pranzo e cena, saranno l'arte e la cultura a ricordarci che siamo infinitamente migliori e che possiamo trovare sempre una via d'uscita a qualunque cosa. Carla, io ti ringrazio per aver camminato assieme a me in questa quinta stagione di Zoom, al piacere insomma di ritrovarci nella prossima, che dici? Ma sì, troveremo sicuramente un argomento, come trattare un nuovo argomento in maniera da interessare i nostri lettori, i nostri ascoltatori. Molto grazie bene. Antonino, grazie anche a te. Per me questa mezz'ora con te, così come era prima con Cainarca, poi ho fatto anche delle cose con Carola Rossi, che peraltro ho incontrato ieri in via Procaccini. Che bello. E mi siete tutti molto cari. Grazie, scusate, sesta stagione di Zoom, passa il tempo. Va bene, grazie ancora e niente, ci ritroviamo il 22 settembre. A Portofino se mi mandi l'indirizzo e l'invito, perché io non sono solito imbucarmi in casa d'altri, quindi. Va bene. Grazie. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. È la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Alle 4. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Non c'era niente da rifare, bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza, ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te. Ha scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma è solo un attimo, come dire, un errore di distrazione. Questo cuore è sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone. Servo di un solo padrone, un padrone mai contento di niente, mai contento di... Radio Libertà.